Buca. Caccia, falsa tradizione, non la vogliamo più, abolizione. Caccia, falsa tradizione, non la vogliamo più, la richiesta per vedere se qualche altro membro di altro stato sarà un si fa vedere modo di mostrare loro diverse fotografie delle guardie dei colori protetti tutta Europa Macacciati in queste due regioni. Ho mostrato il video che li ha lasciati veramente da un anno che ha preso il posto di quello là in provincia, qui a Brescia, a Colle San Zeno, e praticamente hanno capito una cosa, sapevano benissimo che c'erano le violazioni alla direttiva Uccelli, ma hanno capito che bisognava fare presto e subito dopo hanno mandato il 24 novembre una nuova lettera direttiva di messa in mora
all'Italia dicendo dovete fermare queste regioni, dovete fermare il Veneto e la Lombardia perché fanno delle leggi che sono illegali. E allora è nata una nuova stagione di interlocuzione tra lo Stato membro e l'Unione Europea, e per arrivare a giugno, dove nero su bianco il commissario all'ambiente e i funzionari della direzione ambiente hanno scritto: se quest'anno le regioni Veneto e Lombardia e in generale le regioni italiane faranno nuovamente la caccia in deroga, questa volta dobbiamo chiedere alla Corte di Giustizia di applicare le sanzioni. Perché? Perché ci sono già le sentenze di condanna, ma le sanzioni arrivano solo in caso di recidiva. Noi siamo recidivi e quest'anno arriveranno le sanzioni, però naturalmente non è giusto che a pagare queste sanzioni per i regali ai cacciatori siamo noi e i cittadini italiani. E allora ieri sono andato dal procuratore capo della Corte dei Conti di Venezia, perché esiste un meccanismo tale che quando un amministratore crea dei danni erariali ne risponde personalmente, non sono le casse dei cittadini. C'è una legge del 2005 che dice che le regioni devono fare di tutto per non violare le direttive comunitarie. La seconda cosa è che c'è la facoltà di rivalsa dello Stato membro sulle regioni, una legge italiana. Quindi quando arriveranno queste sanzioni il governo le farà pagare, che sarà tenuto di vacche magre alla Lombardia e al Veneto, quindi a noi, ai cittadini di queste due regioni. Ma anche questo non è giusto. Quindi c'è appunto una procedura che vede pagare in solido queste sanzioni i diretti responsabili, quindi Formigoni di Capitano e compagni qua in Lombardia, Stival, Zaia e compagni in Veneto. Allora, il procuratore capo della Corte dei Conti di Venezia mi ha ricordato che un episodio, un precedente, 20 anni fa, un assessore alla caccia del Veneto, certo Luciano Falcer, fece fare un video sulla fauna selvatica del Veneto con i soldi del Veneto, con dei veneti, spendendo 500 milioni di vecchie lire. Bene, è stato aperto un fascicolo perché non si è più a fare quel video, è stato ritenuto sperpero di denaro pubblico e ancora adesso Luciano Falcer, avendo visto la rateizzazione, sta pagando di tasca propria queste sanzioni. Allora, con questo voglio dire semplicemente che se arriveranno le sanzioni perché faranno ancora la caccia in deroga, chi dovrà riscuotere queste sanzioni non dovrà bussare alla porta del Pirellone o di Palazzo Balbi, ma andrà direttamente a casa di questi signori. Questo glielo dobbiamo dire in tutti i modi, è già successo e quindi speriamo che serva da deterrente affinché possiamo veramente dire oggi di celebrare il funerale della caccia in deroga in tutta Italia.